E di che quantità si parla? E le quantità che io mi sono fatto dare questa mattina dai miei uffici, che sono dati ufficiali ARPA, sono ancora più allarmanti in senso positivo di quello che avevo io qualche tempo fa. Questa è un'analisi fatta sui rifiuti speciali di possibile combustione nel corso degli anni dal 2002 al 2006, con una particolare attenzione per l'anno 2004, cioè una storia di quelli che sono i rifiuti speciali adatti ad essere bruciati in provincia di Treviso. Allora, complessivamente la provincia di Treviso ha rifiuti speciali per circa 1.100.000 tonnellate, un numero enorme. Bene, cominciamo subito a analizzare questi numeri. Di questo 1.100.000 tonnellate, 583.000 tonnellate sono rifiuti non combustibili, sono metalli, sono inerti, sono altri tipi di prodotti che non possono bruciare. Li togliamo, anche buttarli in un alto forno non fare così, hanno già una loro strada. Ne resta grosso modo circa metà. Bene, di questa metà ben 474.000 tonnellate sono prodotti combustibili costituiti da plastica, legno, carta ed altri materiali che vengono tolti dalla filiera perché trovano già la loro collocazione già in impianti particolari tipo i termorazzatori delle alcune segherie oppure in altri oppure vengono venduti. Insomma, togliamo dal conto altri 475.000 tonnellate. Sottrazione ancora, cosa resta? Resta che in provincia di Treviso, effettivamente indirizzabili alla termovalorizzazione con un progetto proposto da un'industria, ne restano 23.696 tonnellate. Un decimo di quello che è la quantità necessaria per far funzionare quella macchina. Un decimo. Ergo, andiamo a vedere dove arrivano gli altri. Bene, mettiamo di mettere insieme Venezia e Belluno. I dati ARPA sono estremamente chiari e portano complessivamente le quantitativi adatti a termovalorizzare, a bruciare queste scorie, questi prodotti, a meno di 51.000 tonnellate. Quindi Belluno, Treviso che è il più alto, Belluno c'è 18.849 tonnellate utilizzabili per l'inceneritore, Treviso Veneto 23.696, Venezia 8.142, un totale complessivo di 50.637 tonnellate. Quindi anche qui siamo a un quinto del totale della macchina, ammesso poi che ne propongono due, ma lasciamo perdere che due probabilmente è sparare altro per portare a casa uno, siamo a un quinto. Allora, siccome questa macchina deve funzionare perché è un ciclo continuo e deve essere alimentata continuamente come tutti gli altri forni, immaginate che sia un forno, non può essere un forno di una fornace o di un cementificio, bisogna dargli da mangiare continuamente roba. Due sono le strade: o lì dentro ci buttiamo rifiuti urbani e lì si apre un discorso, o ci buttiamo altri rifiuti speciali aperti più da parentesi tossico-nocivi, perché se no sta benedetta macchina non funziona. A meno che non vogliamo buttarci dentro, non so, cristiani o altre cose, e che chiaramente non è molto equo, ma la macchina non funziona. Allora, in queste quantità, gli urbani siamo la prima provincia in assoluto in Italia con differenziata che si attesta in media oltre il 66% complessivamente, picchi di 80%, vogliamo che sia il 70%, quindi un'eccellenza. Quindi, ma più andiamo a dire alla gente, dopo ci siano anni che recuperiamo materiale, che viene inutilizzato, che abbiamo scherzato e abbiamo sbagliato, che adesso tutto sommato conviene buttarlo dentro. Perché risparmio energetico vuol dire risparmiare energia, ma non bruciare energia, perché per fare quei materiali lì, tipo le plastiche, gli altri materiali combustibili, è stata consumata una quantità enorme di energia,
sarebbe assolutamente stupido dire che le camere metriche prendere e tirare dentro il contenitore per recuperare l'energia. Si le recuperano, ma molto meno di quella che è servita per produrli. Quindi diciamo che gli urbani non vanno bene. Non sarebbe stupido, perché in tutti i congressi di paesi al mondo poi si parla di differenziata spinta, di non bruciare prodotti combustibili perché non è quello lo scopo, perché la quantità recuperata in energia è irrisoria. Restano gli speciali tossico-nocivi e qui ragazzi, qui la cosa si fa particolarmente complicata, perché per arrivare alle 250.000 tonnellate che servono per dare da mangiare a questa benedetta macchina, bisogna andare a trattare in tutto il Veneto e forse anche in altri paesi. Allora qui si apre una strada. Vuoi vedere che risolviamo il problema di tante regioni che della differenziata si fischiano, che hanno le ecoballe di fronte impacchetate che si possono prendere e portare su e buttare dentro in questa bella voragine che se le mangia tranquillamente? Vuoi vedere che dobbiamo prendere i rifiuti di altre mezza Italia che magari la differenziata la fa, però non ha gli scarichi per smaltirla? Il discorso si fa particolarmente complicato. Aperta parentesi, quote verdi, quote che vengono date dallo Stato per l'incenerimento delle cose. Bene, quanto dureranno? Quanto si potrà garantire di queste quote verdi? Quando non ci saranno più queste quote verdi, questi contributi statali, che cosa ne facciamo dei costi da sostenere quando i prodotti da smaltire non trovano collocazione adeguata? Perché dobbiamo pensare che dove sono messe queste macchine, urbanisticamente parlando, non ci sono nemmeno le linee di adduzione attualmente dell'energia elettrica da accedere, bisogna fare anche gli elettrodotti, ma non solo. Ipoteticamente una macchina di questo tipo per funzionare bene, visto che deve termovalorizzare qualcosa, per assurdo deve stare in un centro storico dove andiamo a teleriscaldare le case, le fabbriche con il teleriscaldamento. Questi qui messi in una piazza campagna, che cosa teleriscaldiamo? Il 70% dell'energia prodotta bruciando se ne va dispersa. Quindi resa termica, resa complessiva della macchina vicina quasi allo zero. Teniamo ancora conto che poi ci sono le scorie da smaltire, teniamo conto che la viabilità di accesso non sussiste, bisogna crearla facendo ulteriori svincoli autostradali. Teniamo conto che i due territori, io vi parlo in generale, sono territori agricoli, in particolare quello nostro, quello vostro, particolarmente vocato all'aspetto turistico, che è sulla prossimità della ronda lagunare, dove effettivamente possono essere sviluppate attività turistiche e ludiche di paesaggio diffuso, dove effettivamente il turista che non può permettersi Venezia, perché Venezia è assolutamente inarrivabile, ormai come posti trova delle collocazioni facilmente appetibili, con una macchina piazzata in quel territorio, che anche tutto questo va a cadere